Siamo ancora con Salvino Mattei. Salvino, allora, questa Lega Nord, che è successo, Salvino? No, scusi, mi sono incantato. Dico, la settimana scorsa abbiamo Abbiamo parlato con parlato. lei. No, io so perché mi incanto. Cosa? Perché ho la testa talmente piena di frasi fatte che un po' fatto lo sono anch'io. Si vede. Ho dato la battuta. Dai, allora, torniamo un attimo al programma della Lega Nord per Salerno. Sì, torniamo al programma della Lega Nord per Salerno. Abbiamo detto battere il crescent, fare su un campo di concentramento scusate, Sempre un mercatino etnico per etnico, extracomunitari con un filo spinato 6 metri alto. No, Perché Salvino. se no escono fuori, invece devono stare lì dentro a Vabbè. lavorare. A Vabbè. lavorare, barbù! Ma come mai lei ha tutti quei grandissimi attori napoletani alle sue spalle? Lei che è del nord e che insomma ce l'ha anche un po' con noi. Guardi, io lo dico subito, non è colpa mia. No. Io lo giuro, non è colpa mia. Di chi era È colpa? stato l'ufficio stampa, mi ha detto, guarda, se vuoi far presa sui salernitani, sui napoletani, sui terroni, devi avere un po' di questa roba qui, questa gente, questa gentaglia qui, questa robetta. Ho capito. Perché- Quindi insomma nella sua lista non prenderà mai insomma... No, ma io gli ho detto, guarda, mettiamo anche Pozzetto. No, il Pozzetto mi ha detto di no. Ma non è possibile, scusa, mi ha messo, non so che sia questa roba qua. Nella sua lista non metterebbe mai uno che si chiama Savastano, insomma. Ma Questo Savastano, ma scusa, ma se uno come Savastano candidato sindaco, ma Savastano è buono solo per far Gomorra. Ma ci pensi? No! Ma che fa una pisciata e ci pensi? No, lasci stare, insomma, non parla così. Ma lei, insomma, è trasformista, cosa c'ha? Dei momenti in cui... No, ogni tanto ho dei transfer.